Bentornati al nostro appuntamento serale con le storie Zen. Allora, questa sera una storia molto particolare sul giudizio e sul tempo, anche questo. Ci sono le due versioni, sono due personaggi e in uno potremo parlare del giudizio e in uno del tempo. Senza troppi preamboli andiamo a leggerci la storia. Il titolo è Il ladro che diventò discepolo. Una sera, mentre Shikiri Kojun stava recitando i sutra, entrò un ladro con una spada affilata, che gli ordinò di dargli subito tutto il denaro se non voleva essere ucciso. Shikiri gli disse: Non mi disturbare, il denaro lo troverai in quel cassetto. Poi si rimise a recitare. Poco dopo si interruppe e gridò: Ehi tu, non prenderlo tutto, domani me ne serve un po' per pagare le tasse. L'intruso aveva arraffato quasi tutto e se ne stava per andare, quando fu fermato. Ehi, ringrazia! Quando ricevi un regalo, si ringrazia, soggiunse Shikiri. L'uomo lo ringraziò e andò via. Alcuni giorni dopo, il tale fu preso e confessò fra tutti gli altri anche il furto di Shikiri. Quando fu chiamato come testimone, Shikiri disse: Quest'uomo non è affatto un ladro ai miei occhi, almeno per quanto mi riguarda, mi ha pure detto grazie e io gli ho solo prestato del denaro. Dopo aver scontato la pena, l'uomo andò da Shikiri e divenne suo discepolo. Questa storia insegna che spesso siamo abituati a giudicare, nel senso, è un ladro, sta rubando, va ucciso. È un ladro, è entrato in casa mia, adesso devo fare qualcosa. Sono pienamente d'accordo, non entro neanche nel merito di dire chi ha violato la intimità di una famiglia, chi è entrato in una casa, chi ruba, chi è sbagliato. Il mio consiglio, come questa storia zen insegna, è: teniamo il giudizio in sospeso, perché tutte le volte non sappiamo la storia o la persona che abbiamo davanti, perché la stessa persona che potrebbe essere un ladro potrebbe tranquillamente essere il migliore allievo di un maestro, nel senso che non dovete pensare che il mondo delle arti marziali non sia fatto di errori. Possiamo avere tra le persone più eccellenti a livello di studi o a livello di conoscenza, intelletto, strategia, e persone allo stesso modo che non hanno queste conoscenze, ma che non per questo non sono capaci nello sport o nelle arti marziali. Anzi, tante volte, come meccanismo di riscatto, per riuscire bene a superare le difficoltà della scuola o difficoltà nella famiglia, lo sport diventa una valvola di sfogo, ma anche un'opportunità per eccellere e crescere in un modo diverso, su una strada diversa, ma comunque validissima, per riuscire a recuperare quelle conoscenze in meno che non si riesce a ottenere nella scuola, magari le riesce a ottenere nello sport. Ecco, quindi il giudizio va sempre tenuto a parte. È abbastanza facile prendere e dire: no, ma quello lì è entrato in casa, voleva rubare. Ok, anche lì mettiamo caso, e se rubava non per sé ma per sfamare suo figlio? Se era rimasto a casa da lavoro perché in questo periodo col coronavirus sono tutti stati lasciati a casa? Qualcuno deve dare da mangiare ai propri figli. Io capisco che è sbagliato rubare, probabilmente è sbagliato anche che qualcuno muoia. Quindi teniamo il giudizio totalmente in sospeso, perché ripeto, non sai mai cosa l'altro ti può regalare. Come anche può regalare, è vero, può anche prendere, ma questo è il prezzo della fiducia. Senza un salto nel vuoto di fiducia, voi non potete instaurare relazioni di nessun tipo, lavorative, affettive. Per una relazione serve un salto nel vuoto. Chi ha il coraggio lo fa, chi vuole delle conferme e procede per conferme, speriamo trovi qualcun altro dall'altra parte che sia allo stesso modo, che ragioni nella stessa maniera, anche se siamo tutti diversi su questo pianeta. Il mio consiglio è questo. 1. Usare il giudizio non come un meccanismo di critica, ma il giudizio come uno strumento di incentivazione. Cioè, il giudizio, se voi lo elaborate in un senso negativo, diventa esecutivo. Tu hai fatto così, tu riceverai così. Invece il giudizio dovrebbe essere di tipo premiante. Guarda cosa ha fatto. Ok,
ha fatto bene quella tecnica, mi è piaciuto, all'esame spenderò due parole in più per dirgli perché mi è piaciuto quest'anno questo ragazzo. Ha rubato, ha rubato, allora spenderò queste due o tre parole in più all'esame per spiegargli che è sbagliato il concetto di rubare, ma non andrò a infliggergli delle pene, a eseguirgli delle sentenze. L'idea deve essere quella di farlo crescere e sviluppare, ma soprattutto di farlo ragionare. Questo è il compito di noi insegnanti verso di voi, verso gli allievi. Resta un altro aspetto, perché adesso abbiamo analizzato la storia dal punto di vista del maestro che astiene il giudizio e che in un qualche modo salva la faccia durante il processo a questo ladruncolo. Resta un altro processo, quello del tempo, cioè la persona che ruba probabilmente in un momento di difficoltà lo fa e lo fa sbagliando, ma quante volte nella mattina, nella giornata o in un anno voi sbagliate? Nessuno può dirmi che non si fanno errori, nessuno può dirmi che nessuno sbaglia, perché nel momento in cui voi andate fuori a cena io potrei dirvi no, quei soldi dovevate darli in beneficenza, sono morti 10 bambini di fame. Cioè tutto è relativo, attenzione, perché usare il concetto di eh, fare del bene, ripeto, c'è il bene di un certo momento, c'è il bene di un certo tempo, ma non c'è un bene globale e migliore di altri beni, c'è il fare del bene per quello che meglio si può e non bisogna giudicarsi negativamente, ma darsi del tempo. Perché il fattore tempo? Perché oltre a creare la scala di bene, è anche una scala di trasformazione dell'ego della persona. Quindi una persona nel tempo può essere il massimo livello a cui può arrivare o la distruzione completa di sé. Se questo invece di rubare solo da uno va a rubare altri 10 posti, è ovvio che è sbagliato il concetto di rubare, ma lui non lo ha dimesso, lo ha amplificato. Ecco, l'errore sta nel non analizzarsi nel modo positivo, ma anche nel non evolversi in modo positivo. Quindi il tempo vedetelo come un meccanismo a sfide dove ogni volta dovete superare l'asticella, ogni volta dobbiamo progredire verso, che è lo stesso principio del cammino, del do, cioè un'evoluzione continua e uno studio costante dei principi per affinare la tecnica, affinare la mente, affinare lo spirito e il cuore. Questa storia parla molto di questo. Tant'è che alla fine, proprio questo ladruncolo, cosa fa? Si salva da solo, capendo tra tutte le situazioni di ruberia che aveva fatto, l'unica che invece di infliggergli una pena, gli ha inflitto una riflessione. E questo è quello che deve fare un buon insegnante, secondo me. Quando riesce a far ragionare, a far riflettere, ha fatto centro, ha fatto quello che doveva fare. Il resto lo deve fare il tempo e l'altra persona. Con questo io ho finito. Spero di vedervi presto in tatami. Mancate tanto, ragazzi, mi mancate tantissimo. Mi mancano tutti gli altri maestri, ma bene o male ci confrontiamo e ci sentiamo. Ve l'ho già detto in altri video. Voi ragazzi, i sorrisi, le chiacchiere, mancate un sacco. Spero di vedervi presto, grandi e piccini. Ciao!